Il Veneto ha dati da zona bianca ed è destinato a entrarci fra pochi giorni, a meno di ribaltoni clamorosi che andrebbero però a smentire una curva ormai consolidata tanto nel crollo dei contagi quanto nella pressione ospedaliera. Lo conferma anche il governatore Luca Zaia. La zona bianca non è la zona che precede, come ho detto ieri, la zona trasparente, siamo rossa, arancione, gialla, bianca, non ce n'è un'altra. Quindi vuol dire che se tu vai in bianca in teoria è tutto aperto. Capiamo che ci voglia prudenza, capiamo che ci vogliano ovviamente tutte le attenzioni del caso. Zaia ha chiesto al governo, durante le trattative fra Stato e Regioni, di applicare automaticamente all'ingresso in zona bianca la sospensione delle restrizioni in atto. E resta sempre il nodo del coprifuoco. Rispetto al coprifuoco, se ne va il coprifuoco, però non era proprio così scontato, Ma se ne va non perché noi facciamo parte della categoria di quelli che pensano che il virus non esista, che è tutta una regia mondiale e altre menate del genere. Se ne va semplicemente perché siamo convinti, profondamente convinti, che sicuramente non c'è da scherzare, sicuramente questo virus ci ha abituato a cambiamenti repentini di scenario che ogni giorno ci preoccupano. Però è pur vero che il coprifuoco nasce col principio di evitare l'assembramento pericoloso.